Come anticipato, oggi iniziano i lavori propedeutici alla costruzione della passerella pedonale per collegare Santa Margherita a Portofino. Tempo permettendo, contiamo di terminare l'intervento entro il 25 dicembre, entro Natale. In continuità con questo avremo anche un cantiere dalla parte di Paraggi per andare a riparare alcuni danni alla strada, quindi da lì si interverrà probabilmente con un pontone da mare. Siamo legati alle condizioni meteo, però l'impegno è quello di rispettare i tempi detti. Stamattina cominciamo i lavori per realizzare la passerella pedonale per poter consentire a Paraggi e a Portofino di accedere in sicurezza pedonalmente verso Santa Margherita. I primi lavori sono proprio la realizzazione di una linea vita, cosiddetta linea vita, dove i lavoratori, gli alpinisti si potranno agganciare per poter lavorare in piena sicurezza e cominciare le lavorazioni, che le prime saranno la demolizione in parte dell'acciaio della passerella e successivamente poi la realizzazione della passerella vera e propria, che sarà a sbalzo per un certo tratto. Qui nel buco più grosso si vedrà un traliccio tipo punteggio e poi dalla parte finale di nuovo la passerella a sbalzo. Il problema dei sifoni. Il problema, quello che abbiamo individuato, che ha creato questo danno, è proprio che il mare ha lavorato sotto e quindi ha, come si dice in gergo, sifonato, ha portato via il materiale fino sotto il muro e ha creato il danno. E conseguentemente la prima ipotesi di lavoro è adesso andare a ripristinare la continuità tra mare e la roccia per poter evitare che si possano formare altri sifoni. I danni arrecati all'SP 227 costituiscono davvero un enorme disagio sia per la frazione di Paraggi, che è Santa Margherita Ligure, sia per il borgo di Portofino. Un'area isolata con tutte le conseguenze che questo comporta. Credo tuttavia che l'evento reale a cui vale la pena guardare non è tanto l'evento calamitoso del 29 ottobre, seppure davvero eccezionale. A memoria d'uomo ad oggi vivente non si ricorda un evento precedente, infatti ha portato dei danni a strutture che esistono da tantissimi anni e questo testimonia l'eccezionalità dell'evento, ma credo che eccezionale sia davvero la forza reattiva che il territorio è saputo esprimere. Città metropolitana, Regione Liguria, Comune di Santa Margherita, Comune di Portofino, sono passati 14 giorni e siamo già qua per un sopralluogo tecnico, per l'inizio dei lavori col posizionamento della linea vita. Settimana prossima cominceranno i riempimenti e la rimozione dei detriti. Credo che questo sia davvero la testimonianza di come quando c'è sinergia, quando c'è collaborazione, quando c'è forza di volontà, la politica non è solo parole ma è anche fatti concreti. Questo è il vero evento di cui tenere conto.